Sia è diretto a Roma Ostiense, delle ore 6:37 è in arrivo al binario 6. Partenza all'alba da tutto il Veneto, direzione Piazza del Popolo a Roma. In 8.000 i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti riuniti sotto la grande famiglia di Rete Italia, arrivati dalla nostra regione per protestare e chiedere un disperato cambio di rotta al governo. Il treno ad alta velocità, come sistema economico, rischiamo di diventare un treno merci. Questo è il rischio di questo periodo. Siamo partiti in 8.000 dal Veneto perché vogliamo un grande cambiamento da parte di questo governo, così non possiamo più lavorare. 1.000 da Venezia, 800 da Vicenza, 5 pullman da Padova e poi da Treviso, Belluno, Rovigo, 60.000 alla fine i piccoli imprenditori arrivati da tutta Italia, pronti a ribellarsi, stufi di lavorare come dei muli. Orecchie d'asino per i commercianti veneziani, caschetto e pettorine per i padovani. Direzione Matteo Renzi, parte dalle piccole e medie imprese un ultimatum. Se non lo farà, credo che ci saranno alcuni provvedimenti da parte nostra. Non siamo qui a perdere tempo, non scendiamo in piazza molto facilmente, ma quando lo facciamo perché siamo convinti, ma soprattutto perché vogliamo risultati. Noi ci siamo! Stop al paga e Tasi, spiegano con un eloquente cartello i commercianti di Belluno. Il Veneto dei muli è pronto a far squadra con tutta Italia per dire basta alle tasse, sì a un rilancio serio dell'economia.